Il limite massimo era stato raggiunto, i cancelli entro le 13 si dovevano chiudere, ma chi magari ha aspettato in ansia non ci sta e chiama la polizia. Nessuna tensione particolare, solo quella di un momento difficile, con da un lato sanitari addetti alla sicurezza allo stremo, dall'altro cittadini che la pazienza l'hanno esaurita. A Leuganeo è necessaria la prescrizione del medico, non c'è prenotazione. All'interno la situazione era questa. È un po' un'attesa, però sono organizzati, mi sembra bene, insomma, è che con tanta gente è logico che i tempi sono lunghi. Ascolti, perché è venuta? Beh, perché io sono stata a contatto con una persona positiva. Mia madre che ha 80 anni, per carità, l'hanno fatta entrare subito, però dopo per l'esito è quasi 2 ore che stiamo aspettando e cioè, capisce che non è... Sì, insomma, di solito siccome ci vuole 20 minuti, mettici mezz'ora, vabbè, ma tutta questa... Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Prima un'ora per la coda, più che altro abbiamo aspettato di più forse per il referto, invece i 20 minuti è stato più o meno 40 minuti. Attesa quindi per il risultato anche del test antigenico con cittadini in coda, alcuni con la febbre. Io ho fatto anche in farmacia, il tampone rapido, ti mandano il messaggino, paghi, ti mandano il messaggino, adesso si chiedono tutti i dati, il fascicolo sanitario lo uso abitualmente, poteva essere lì. Io ho la febbre, preferivo essere a casa, sono completamente congelata. Poi mi dicono che dopo devo fare il molecolare, quando la circolare dice che si può fare anche l'antigenico, mi dice ma non sappiamo se poi l'antigenico è valido, ma se c'è una circolare ministeriale che dice che si può fare l'antigenico per uscire da tutto, cioè c'è veramente poca chiarezza. Perché mi hanno fatto aspettare un'ora lì fuori? C'è gente che ha la febbre, ci sono la metà positivi, c'è una bambina con 38,5 di febbre. Perché? Non lo so, esiste il digitale, a cosa serve? Usatelo. Intanto la situazione a Padova resta critica, quasi 21.000 i positivi, 1.183 i nuovi casi in 24 ore, 276 le persone ricoverate negli ospedali, 51 delle quali in terapia intensiva.